Ehi, mamma quanto sei bella. Finalmente andiamo a farci un bel giro. Oh là, non vedo proprio l'ora. Si parte e chi ci ferma più? Ecco cos'è che ci ferma. La benzina. Ciao amici, finalmente un altro giretto in moto, un altro bel moto mountain vlog. Oggi sto andando nel posto più iconico delle Dolomiti, alle 3 cime di Lavaredo. Sono anni che non ci vado, badabum cia cia. Vi evito un centinaio di chilometri di statale. Ci rivediamo appena la strada comincia a essere più interessante. Solita magia e saremo tra un secondo tra i tornati. Pronti? Oh! Voilà! Sono ad Auronzo di Cadore, mancano 30 km all'arrivo e all'inizio del trekking. Ciao. E buonasera ragazzi, manassin. Le 3 cime di Lavaredo tutti le riconoscono per le 3 punte iconiche. Madonna, sono riuscito a fare il 3 come Gigi la trottola. Quante marce sto mettendo? Credo siano forse tra le montagne più famose del mondo. Ciao. E sono dette anche, vista la vicinanza con i Crucchetti, amici miei, Drei Zinnen, tre tette, Drei Zinnen, credo che siano tette in tedesco, pardon. La nuda si sta comportando benissimo, sono davvero fiero della mia motoretta e veramente non c'è moto migliore per me. Ditemi che moto può essere paragonata alla nuda a livello di prestazioni, ciclistica, un po' come si guida. Cosa c'è? L'MT? Non sei la stessa roba, dei. O savi tutti che non sei la stessa roba. Non ti si cassare. Le 3 cime si raggiungono appunto dal Veneto, passando per Belluno, Auronzo di Cadore, tutti i posti che finiscono con Cadore, fino al lago di Misurina. Da lì si può decidere di attraversare una strada a pagamento, ma io da buon pellegrino non lo farò mai, oppure di prendere uno shuttle, oppure di andarsene su a piedi. Devo buttar su la panza. Ciao, 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 ciao. Ah, una cosa che non vi ho detto, questo tour potrebbe non essere di un giorno, quindi iscrivetevi al canale perché dopo questo video potrebbero essercene collegati degli altri. E non volevo farvi troppi spoiler, ma potrete rivedere qualcuno che so che vi sta simpatico, non come a me, sul canale molto presto, in quanto devo scroccargli casa. C'è un'altissima probabilità del mio ritorno a Ortisei. Guardatevi i video invernali e immaginate solo di cosa sto parlando. Stazione di Ortisei. Ma senti come spinge! La nuda la va, è come se la va. Oddio, centro addestramento carabinieri. Poi magari andiamo un po' più piano, eh. Salve, buongiorno, è tutto a posto. Gasiamoci un po', caliamo e via. Guarda questa S come la fa. Giù ginocchio qua a destra. No, non so, boh, scala, dagliene dentro. Tieni un po' puntato il gas. Giù qua a sinistra, vai Vale, vai. Apri tutto qua, seconda piena. No, come l'ho detto, terza piena, apri. Aspetta, attendi, chiude. Attendi, è lunga, chiude alla fine. Ecco, ora apri tutto. Taccatona. Vale Rossi, giù il ginocchio sinistro. No, mi fa male il ginocchio sinistro, no. E ora apri tutto. Giù in carena, Roby, staccatina. Pendenza del 12%. Pensa qua in bici che fatica. E ora su, piega. Come vai motoretta mia? Queste S, guardale così, col cambio di pendenza. Stacca tutto, attento al camion. Ah no, bellissime queste curve, bellissima questa strada. E camper. Oh, cambiamo scarico. Guarda tutto nero, guarda. Qui veramente si apre di tutto. Mi passa la voglia di correre. Come l'ho detto, scherzavo. Staccatona. Apri tutto qua, Roby, in terza, dagliene. Attento ai dossi, qua chiude. Tornante a destra, seconda piena, giù il ginocchio, gas un po' puntato in curva. Aia, cosa ho preso? Un'ape sulla spalla. Altro tornante a sinistra. Questo che è largo, vai, come la fai? Ma come fai a farlo così bene? Disegnata! Madonna, tu pensa se cambio lo scarico a sta moto cosa diventa? Purtroppo non posso. Go finio sky. Guarda che S qua. Tutto giù, tutto. Buono così. Sobbalzino, curva a destra, attenzione. È un tornante super stretto. E la fai comunque benissimo, anche le curve strette. Chi siamo? Gasato, curva a sinistra, attento un po' alle buche e su balzini. E adesso qua apri tutto. Come ho detto, giù il piede, altro che ginocchio. Devo ancora capire se ne devo mettere fuori il piede o il ginocchio. Non lo capirò mai di sta moto. Tornantino a destra, dai. Bellissima anche questa. Vai tutto adesso. Madonna, slimitata. Taccatona, sinistra, seconda, chiude. Ora subito destra, dai, contropendenza. E adesso ancora sinistra, destra. Sinistra, bravo. Destra, bravo. Sembra quando dico bravo a Ugo che fa qualcosa di buono. Tipo mai. Qua apri tutto in uscita. Austria Dobbiaco. Siamo vicini ai miei amici Crucchi. Scheisse! Basta camper. Ma basta! E io che ho detto vado un martedì d'agosto, così non trovo nessuno. Sì, guardate che bellezza però. Veramente bello, veramente tanta gente, veramente tanti camper. Dai ciechi, che vedi io, giusto per fare un po' di enduro. Questo è il punto più classico dove tutti fanno la foto. Siamo mia qua a vedere il lago, E qui dovrebbe esserci il bivio per le 3 cime di Lavaredo. Che bordeo che sei. Cosa succede qua? Parcheggio 3 cime completo. Molto bene. Però io confido che avendo una moto. Ma de martedì. Ma che bordeo che sei. Oddio Gruber. E Maffei. E Zulian. Ma guardalo. Simon. Ma quanto sei scontroso. Albi. Emin c'ha sempre la campanella. Dimetti che casino. Ma noi ce ne sbattiamo, andiamo su a piedi. Siamo giovani.
è in forma. Come vi dicevo prima, la strada per arrivare alle Tre Cime è a pagamento e tra l'altro è un bel salasso, e questa cosa purtroppo comporta anche più pellegrini di arrivare in un posto meraviglioso senza alcuno sforzo, ma solo pagando l'ira di Dio. Ora, io credo che sì, la montagna sia di tutti, però bisogna anche guadagnarsela, e la gente, se proprio ci tiene e ha proprio passione di arrivare, se ne va come faccio io, a piedi. Guarda che bordeo. Salve, salve, salve. No, devo andare dentro qua. Ho messo ovviamente pieno. Come vedete, le autovetture costano 30 euro. Credo che siano 7 km. Le motociclette 20, i camper 45. Insomma, è una bellissima strada, ma a questo prezzo proprio non lo merita neanche. Provo a fare un giro a vedere se trovo un posto dall'altra parte. Parcheggiato? Abbiamo parcheggiato. Ci cambiamo e partiamo. Torniamo ad avere un aspetto un po' più normale per te. Tiriamo fuori le cose packable, i panini da pellegrino, l'acqua da pellegrino, che tanto la birretta ci aspetta su, e si va. Pronti? Oh! Voilà! Sono sempre in abbigliamento da montagnola e la strada è lunghissima. Direi che è giunto il momento di partire. Saluta Nuda. Ciao Nuda. Ciao. Sei qua, fai la brava, sei buona. Devo anche alleggerire il peso nello zaino. Oh! Ale! Primo panino da pellegrino. Dovevo pure alleggerirmi. Anche se in realtà se io mangio questo e mi va dentro la pancia, peso uguale. Misteri. Che macello! E la madonna. Posto di fare quel giro lì, si va su di qui con le proprie gambette. Quando andate in montagna, camminate, che vi fa bene, va. Inquinate anche meno. Fa bene al cuore, all'anima, si respira aria buona. Ale, che poi il primo pezzo è bello pendente, ma è un bosco bellissimo. E poi vuoi mettere e arrivare in cima con le proprie forze. Quanta soddisfazione dà in più. Quindi muovete con le gambette, ragazzi. Soprattutto finché siete giovani. Non tiratevi indietro. Mai. Rischiate di sbattere sempre contro la meraviglia quando andate in montagna, e sono dei belli incroci. Ciao bacchette da skier, ormai mi sono affezionato quando cammino in salita. Ovviamente mi stavo dimenticando di accendere Strava, quindi abbonatemi almeno un paio di chilometri. Prima tappa Rifugio Auronzo, che è dove arrivano i pullman e dove arrivano tutte le macchine e dove i parcheggi sono pieni. Mamma, il silenzio è impagabile. Attenzione Kilian, tac 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 tac. Oh, ma quanta agilità, mi stupisco di me stesso. Ho beccato una giornata caldissima. Ormai sta andando tutto in monaco, direbbero dalle mie parti, e in effetti. Madonna, ste bacchette mi hanno un po' rotto le balle. Dai, andiamo su, Roby, non guardate indietro. Quanto è ripida qua. Maria Vergine, guarda che stretto. Oh, ste bacchette. Ciao, ciao. Sì, dobbiamo arrivare lassù. Manca tanto. Insomma. Vabbè, ma non fermiamoci. Guardate che bellezza. Quelle sono le Tre Cime. Certo che se non si va su a piedi si perde tutta questa meraviglia. Andate su a piedi, ragazzi. Sì, ecco, magari fermatevi a bere una birretta ogni tanto. Dai che ce la facciamo. Dai, su gasato. Ho dei giapponesi che fanno volare il drone senza permesso. Quelle sono le Tre Cime. Ciao, bionda. Ciao, biondissima. Beh, credo che non mi salutano. Ho una GoPro in testa. Cosa penseranno mai? E dopo uno si lamenta perché non tromba. Oh, le mie amiche. Questo sketch è troppo bello. Devo proporlo in un altro video. Qui infatti stavo salutando le mie ex. Sì, ce ne sono più di una. Tutte raggruppate poi. Attento alle palle che il filo è elettrico. Oh, salve finanza, salve, tutto a posto, E siamo arrivati finalmente al Rifugio Auronzo. Brave storie triste. Spero che la telecronaca vi sia piaciuta. Ma dimmi te, problemi da vlogger mai avuti in vita mia? Guardate da dietro. In pratica sono queste, solo che noi dobbiamo girarle. Che bello. Le butterei giù tutte, però. L'ultima volta che sono venuto qui era tipo ottobre di qualche anno fa e vi giuro che non c'era nessuno. Classico mio, sono arrivato su che praticamente era il tramonto e tornato giù col buio. Però è impressionante quanta gente c'è in agosto. Gente di ogni tipo, È veramente uno dei posti più famosi del mondo. È tra i più belli. È accessibile a tutti e ci si trova davanti a un panorama pazzesco. Si è circondati dalla natura. Quanto è bello andare in montagna. Al mare. A far che? Se non che se onda. Ciao. E un'altra breve storia felice è che l'acqua costa 2 euro, la birra costa 2,50. Pazzesco. Paradiso praticamente per i veneti. Paradiso. A normalità. Rifugio Lavaredo, altro bordeo, e sempre per il sentiero 101 si prosegue fino a Rifugio Locatelli. La roba pazzesca delle Tre Cime è come cambiano prospettiva proprio da un versante all'altro. Da qui non sembrano neanche loro. Avevo una foto da qua l'ultima volta che sono venuto, magari ve la posto, E avevo un'amorosa ciò che aveva paura di tutto. Montagne, l'altitudine, giostre, adrenalina. Strano che ci siamo lasciati. Aveva capito com'ero. E era anche una brava tosa ciò. Peccato. Chissà la gente che mi sente parlare da solo cosa pensa. Sarà amato quello là. Dai che torto ti. Sei veneto. Bel controluce come piace a me. Che luce che c'è lì. E qua si apre tutto. Eccovi, l'inizio della meraviglia. Oh. Sbadaboom, Mado. C'è una luce troppo figa. 2 foto anche di qua. Che bomba. A titolo informativo, 1 ora e 20 circa per arrivare da dove parte il pedaggio a Rifugio Auronzo e un'altra ora da Rifugio Auronzo a Rifugio Locatelli, che è quello lì. Ma ora parliamo di una roba seria. Capitolo droni. Me l'avete chiesto in tanti. Chi mi segue in Instagram questo qui, e vi invito a seguirmi lì se volete vedere dove sono live e soprattutto vedere le foto che faccio e di conseguenza il mio lavoro e ciò che mi dà da vivere, sa benissimo che per me è un periodo un po' strano questo, in quanto ho avuto 1 milione di spese, non perché ho 1 milione ma perché ho comprato un appartamento e di conseguenza ho finito tutti i soldi
livelli possibili ed inimmaginabili da poter investire in quello che è il mio lavoro e in quello che è il mio canale, anche se sinceramente YouTube, come molti di voi sanno, non porta a nessun guadagno, o almeno con un canale così poco seguito e di nicchia non si può di certo arrivare lontani con i guadagni che si hanno attraverso le pubblicità e le views. Ora immaginate voi un fotografo professionista, o almeno questo è quello che sembra che sia, vivo con questo, con un drone semi professionale tipo un Mavic 2 Pro, cosa potrebbe fare? Lo so, è un investimento a cui potrei pensare. Purtroppo poco tempo fa mi sono trovato davanti a un bivio ed ho scelto un appartamento al posto della mia carriera, che comunque sta andando abbastanza bene e non aveva bisogno di investimenti imminenti. Il drone in sé non è così essenziale, o almeno non è così essenziale per quanto riguarda il mio lavoro di fotografo. Certo, è da dire che sarebbe fighissimo e bellissimo per il mio canale. Immaginate dove vado anche solo d'inverno, quanto siete belle. Potrei portarvi a casa. Il problema è che facendo due conti, il Mavic 2 Pro Combo, che è quello che comprerei, costa poco meno di 2000 euro, e purtroppo sono soldi che al momento non ho, e non ho idea quando avrò, e non ho idea di quando potrò investire quel denaro per un canale YouTube che sì, è vero, funziona e voi mi avete aperto il cuore, però 2000 euro così sull'ongia fa un po' fatica. Se considerate che è 2 anni che faccio video e con tutti i video che ho fatto non ho mai guadagnato tanto per prendermi un drone, quindi fatevi un po' i conti dei guadagni di YouTube con circa 30.000 iscritti, senza considerare le spese, e credo che ognuno di voi sappia quanto può costare una giornata in montagna o un giro in moto. Ma quanto siete belle, come fate a non andare in montagna, Tosi? Il mio è un canale che è nato per gioco, a tempo perso, e che aveva l'unica idea di portare alla visione di tutti i ragazzi della nazionale e coloro che meritano nell'andare in snowboard, che magari non erano conosciuti. Se non vinci gare è difficile che il mondo ti riesca a conoscere, ma c'è chi una voce la merita e la deve avere, e la mia idea di questo canale era questa: far vedere agli altri le persone che meritano. Quindi non io, ovvio, mi piacerebbe avere un drone, mi piacerebbe tantissimo, sono sicuro che lo userei molto, soprattutto con YouTube. E senza chiedervi nulla, ci tenevo particolarmente a ringraziare i 3 ragazzi, voi sapete chi siete, che attraverso il link qui sotto, che tutti gli youtuber mettono per fare una donazione con PayPal, mi hanno donato 25 euro totali. Non fa ridere, è bellissimo. Significa che di vostra spontanea volontà, senza che io vi chiedessi nulla, avete pensato che io possa meritare anche solo una vostra lira. Siete incredibili, anche solo per aver letto la descrizione e aver donato un qualcosa vostro, che sia 1 euro, 2 o 5, non ho parole, grazie infinite. Vi prometto che le donazioni che mai arriveranno da qui ai prossimi 10 anni, probabilmente, se andiamo avanti con questa lena, le investirò solo ed esclusivamente per il canale, ovvero quello che potrebbe essere un drone, ad esempio. Cercherò sempre di strapparvi un sorriso. Ci sono dei commenti bellissimi sotto ogni video, assurdo per me, è inaspettato, evidentemente funziona perché sono me stesso. Grazie di cuore a tutti. Siete una piccola famiglia virtuale e un giorno spero di beccarvi tutti uno per uno, che sia sulle piste o in montagna, o anche al bar a bere 2 birrette. Ecco, pensate a quanti soldi in birrette che ho investito in questi anni. È che voi Sky, posso Veneto, non è che me ne basta una, ciò. Ed eccoci, Rifugio Locatelli. Dopo tutto sto discorso, dopo tutto sto casino, c'è solo una cosa da fare. Auguri. Ciao. Una birra, per favore, bionda. Sì? Posso chiedertela in un bicchiere di vetro? Morissi qua che te lo porto dentro. Allora, bicchiere di plastica. Grazie. Grazie mille. Ciao, grazie. Bacchette da skier. Ragazzi, alla vostra salute. Ale, e grazie a tutti voi, a questi possibili quasi 30.000 iscritti e ai 30.000 birrette che mi sono bevuto in questi anni. Che buona sta birretta. Bicchiere plastica, però, guardate che meraviglia dietro il rifugio. Ma che bello è. Guarda che roba. Mado. Che bomba. Una foto anche qui che merita. Sta arrivando il nuvolo. Io vorrei restare qua a bere 62.000 birrette e fare magari delle foto al tramonto, ma c'è un problema, che devo scappare, perché come vi ho detto all'inizio non finisce qui questo vlog. Guardate il video fino alla fine e vedrete dove sbuco. 2 foto al volo e via. Sono giapponese. Aumento il passo, solita magia, e in un secondo saremo di nuovo alla nuda. Pronti? Voilà! Sono qua. Pensate a una bella dronata adesso tra una cima e l'altra. Scherzavo. Voilà! Ricomponiamoci e partiamo. Sono finito, ragazzi. Dai, Roby. Voilà! Sono di nuovo qua. Dove sto andando? Lo scoprirete nel prossimo episodio, e solo iscrivendovi al canale. Cliccate su iscriviti e attivate la campanellina. E se nel frattempo volete vedere dove sono live, seguirmi, vedere le foto che faccio, i miei lavori, seguitemi su Instagram, questo qui in descrizione ci sono sempre tutti i link e un sacco di info che molto spesso mi chiedete, quindi dateci un'occhiata. Grazie ancora a tutti e ci vediamo alla prossima. Ve lo dico, il prossimo episodio potrebbe essere mortale in tutti i sensi, poi Ciao! Dove andiamo, Simon? Adesso andiamo a morire. E Gruber mi porta a camminare. Anche. Grazie. Cosa è successo? Se qua parli tedesco ti danno un passaggio, no? Proverò il parapendio. A posto sono. Ciao, buongiorno.
Secondo passaggio a scrocco. Cosa sto combinando? Andiamo zammene. Ma tu pensa ai sottotitoli che devo mettere a sto episodio? Corri, 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 corri. Wow! È normale, vero che siamo così vicini? Cosa devo fare per l'atterraggio? Faccio che ti tira dietro. Ma noi non siamo atterrati a Ortisei, sai? Sono in orbita. È il paradiso qua dentro. Ma non è vero. Bravi.